Sono il dottor Vito Di Piazza, primario del reparto di medicina interna all'ospedale di Tolmezzo e direttore del dipartimento medico dell'azienda sanitaria numero 3 Alto Friuli. Nel dipartimento di medicina dell'azienda e nel reparto di cui sono direttore responsabile c'è il servizio di diabetologia che segue i pazienti diabetici, patologia molto frequente, molto importante anche per le complicanze nel tempo che si manifestano soprattutto se un paziente non è curato bene, non segue bene le terapie, ha un diabete scompensato e le conseguenze di un diabete non ben curato sono molto importanti. Si va dalla retinopatia, che significa riduzione della vista, fino anche a dover arrivare proprio a una perdita del viso, si arriva alla nefropatia diabetica, che vuol dire alterazione dei reni, fino anche all'insufficienza renale cronica, alla dialisi, e poi c'è un'alterazione, diciamo, delle circolazione arteriosa, soprattutto a livello degli arti inferiori, con complicanze anche infettive fino alla gangrena del piede, amputazioni degli arti inferiori, e un diabetico poi è più predisposto alle malattie cardiovascolari, vuoi l'infarto, vuoi l'ictus, l'ipertensione, l'aumento dei grassi nel sangue, il colesterolo e i trigliceridi. Per cui è importante che questi pazienti siano seguiti in modo adeguato e di conseguenza abbiamo organizzato un ambulatorio diabetologico che viene praticato al mattino dalle 8 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì. Ci sono 2 diabetologi dedicati a questi ambulatori, specialisti nel campo, che quindi valutano, visitano gli ammalati, e delle infermiere che seguono poi la parte istruttiva, anche diciamo educativa, per quanto riguarda questa patologia. Oltre al medico appunto c'è questo team anche infermieristico che cerca di dare delle informazioni, voi sulla dieta, voi anche sul come si somministrano i farmaci, in particolare l'insulina. Abbiamo anche i glucometri, che sono quegli strumenti che servono per fare la glicemia, per dosare la glicemia, che generalmente li forniamo in modo gratuito, e quindi insegniamo a misurare la glicemia con uno stick, con un buchino nel dito del paziente, che poi si auto fa queste cose, le fa lui, però le insegniamo, come gli insegniamo anche sia quando sono ricoverati ma anche negli ambulatori a eseguire l'insulina sottocute. Ci sono delle penne adesso molto semplici e quindi l'esecuzione di questa pratica è facile, quindi, però vanno istruiti, e quindi dedichiamo del tempo all'istruzione dietetica e della somministrazione in particolare dell'insulina.